Oggi inizia il Triduo, quali sono i principali appuntamenti? L'appuntamento principale è sempre quello con la celebrazione dell'Eucarestia. Cominceremo comunque alle 8:30 con la preghiera del Rosario e poi la Messa, e in questi giorni seguiremo un po' l'itinerario liturgico. Qual è la preparazione per arrivare preparati a questo momento? Ma intanto oggi è una festa importante per quello che riguarda i discepoli di Gesù, e quindi così proporrò una piccola e semplice riflessione sul discepolato. Poi domani sera, il giorno di venerdì, è sempre dedicato in modo particolare agli anziani e agli ammalati, ricordando una ragazza della comunità di Brecanecca, e allora così sarà sul prendersi cura. Quali sono gli appuntamenti principali del fine settimana? Il sabato la messa della vigilia è centrata soprattutto sulla presenza di tutti i bambini della comunità, che riceveranno la benedizione e offriranno anche i fiori, che poi saranno portati in processione. La messa sarà alle ore 21. E si conclude questo percorso la domenica con cosa? La domenica la celebrazione dell'Eucarestia alle 11 e alla sera il Vespro alle 20:30, poi la processione che quest'anno va verso la parrocchia di Monticelli. A rientro dalla processione la festa insieme sulla piazza. Il giorno dopo, il lunedì, ci si raduna sempre per un momento di comunità, mangiamo insieme il minestrone. Fortunatamente le presenze sono già così tante che non possiamo più accogliere nessuno.